Oh marinaro e pescatore afflitto e stanco, lascia sta rugginosa in tartarata nave e sente che docataio a contare. Lo siciliano è nato tutto mondo. Benvenuti al 18° premio Pino Veneziano, questo grande cantante e narratore del suo tempo dalla spiaggia di Sedinunte. Alla regista Giovanna Taviani, romana ma siciliana d'adozione, per il suo impegno nella divulgazione del documentario narrativo e in particolar modo per Cuntami. All'attore, contista e regista teatrale per aver saputo magistralmente rinnovare il conto. Nasce sta terra fatta a tre pizza. Il volto nuovo, no? Il nuovo modo più originale, più innovativo di raccontare una cosa tanto antica come un conto. Esattamente, una delle nostre più antiche tradizioni che si rinnova. Lo fa benissimo Gaspare Balsamo e lo ha interpretato nel suo sogno la grande Giovanna Taviani. Scava una fossa all'uduluri. C'è più dolori, c'è più tormento, da gioia amore per l'umanità. Se noi ancora continuiamo a parlare di Ulisse, continuiamo a parlare di Polifemo, continuiamo ancora a darci delle risposte grazie alle loro storie, questo lo si deve a una comunità che continua a raccontare delle storie. E voi avete questa forza e questa fortuna che anche nell'edicolante lo trovavo, capito? L'edicolante sa chi è Orlando Furioso perché sentiva nei crocicchi Mimmo Cuticchio o Celano che lo andava a raccontare. Quindi facevano anche col racconto, anche come cantastorie, la controinformazione. Quando mi trasferii 6 anni fa per lavorare con Palumbo, editore, lì scoprì Mimmo Cuticchio, scoprì Gaspare Balsamo, che non viveva a Palermo ma è uno degli allievi, e scoprì una comunità che è quella siciliana dove ancora resiste la forza del racconto, memore della grandissima tradizione, perché voi siete all'avanguardia, voi venite dai greci. E subito le sirene cominciano a sbattere da chioma foltani, ora è corvinare da rizza antorciuniata cobra che sbatte, scumazza bianca all'aria, saisano doco per farsi meglio tagliare, decoltate di natura, petto nuro anche duro un fora, cominciano a ghettare voci, a vagnare come se fossero d'arrere un bancale, minne. Poco fa eravamo dentro il museo e abbiamo visto una piccola arpia. E le arpie assieme alle sirene sono un simbolo, un archetipo fortissimo della cultura mediterranea e nessuno le ha mai viste, nessuno sa come sono fatte queste sirene. C'è chi dice che sono fantasticherie, che sono storie così inventate, non sa come sono fatte. E dopo la riducono all'ossa perché si trasformano in fere bestine. Oh mamma, oh mamma. Non so se cantare Quanto è bella la natura, magari la canterei all'ultimo. E prima canterei a Santo, che è questa canzone che lui dedica a un amico che era un professore di lettere e insegnava italiano, ed era Orvo. E si racconta che la canzone nacque perché erano a Trapani, Pino era in via Fardella, dovevano andare a casa di un amico. Pino girò a destra e Santo, Orvo, ci disse: no Pino, 2 traverse più avanti. E Pino dice: ma se tu non ci vieni, e io le saccio le cose. E quindi la canzone nacque da questo, e Pino dice: ma guarda, questo è Orvo e ci vede più degli altri. Questa vita di Mario, io sono stanchezze, e lo sole mai io, e non hai carezze.
sogno sempre all'oscuro e la luce mai vio, sento solo vociare da sto mondo dei pazzi. Un pomeriggio di questo Borges, dopo aver visitato i templi, va a mangiare al ristorante di Pino e gli sembra di aver incontrato una Edo Greco, insomma. Lui impazzisce, comincia a dondolare la testa quando Pino canta le sue canzoni, i suoi commensali che vogliono tradurre i versi e lui no, assolutamente non ne ho bisogno, io qui mi sento nella mia milonga della mia Palermo di Buenos Aires, il pathos mi ha tradotto già tutto. E Borges le ha volute sentire tutte le canzoni. Alla fine si è alzato e ha chiesto a Pino il permesso di toccargli il volto per carpirne ogni solco. E fu un momento di commozione sia per Pino, per Borges e anche per chi ha assistito a questo incontro. E qui la scelta del titolo e da di qui la questa scelta edizione, di il questa volto. edizione. Non voglio ricchezze de palazzo denari, voglio stonno de pazzi. Selinunte, e io ci ero venuta da piccola in gita scolastica e mi sono imbarcata da Salina dove sto preparando il festival, e quando sono arrivata qui in questo posto meraviglioso che viene fatto vivere grazie a persone anche come il direttore e come tutti voi che lavorate in questi premi per ricreare una comunità, mi è arrivato un colpo, un'emozione fortissima. Ti ringrazio davvero perché quest'anno ci hai dato veramente un sostegno ed è la prima volta che un'istituzione seriamente ci viene appresso. Grazie vero, Felice. L'istituzione a ringraziare Umberto per questo lungo percorso che lo porta fino a qua e che spero duri. Ogni volta che vengo a Selinunte riscopro nuove storie, nuovi aneddoti sulla vita di Pino Veneziano, e questo mi rigenera perché veramente sento che il canto di Pino è ancora aria al centro del Mediterraneo. E secondo me l'esempio di Pino Veneziano serve veramente a capire ad ogni artista che si può essere proprietari della propria matrice culturale pure nell'evoluzione delle cose. Sogno arvo dell'occhi, ma lasciata d'insegno. Secondo me lui se l'è scritta anche un poco per lui sta canzone.